Qui siamo davanti a una delle eccellenze più conosciute nel mondo, che è l'Ostica Rosa. Sono con Alessio Greguoldo. Allora, innanzitutto come va? Ciao, abbiamo sentito grossi successi, addirittura il principe Ranieri ha chiesto le nostre ostriche e quindi è successo. Tu all'inizio eri l'unico che ci credeva, sì. Cioè, è facile dire bravo, facciamo le ostriche rosa, però tu ci hai investito molto, ci hai creduto molto. Ci ho investito tanto, soprattutto in tempo, in sacrifici non solo miei ma anche ovviamente di tutta la mia famiglia, perché il tempo che ho dedicato nei 6 anni di esperimenti ovviamente sono stati tempo tolto alla famiglia. Ecco. La domanda è questa: fondamentalmente la sacca di Scardovari è un ambiente fragilissimo. Com'è la febbre della sacca di Scardovari? La febbre è molto alta, soprattutto sì. Abbiamo bisogno di interventi di scavo dei vecchi canali, perché la situazione diventa più difficile non anno dopo anno ma mese dopo mese. Quest'anno basta guardare ad esempio la cozza DOP che rallentamenti ha avuto sul mercato, la cozza stessa, l'ostrica 6 mesi di ritardo sulla produzione. È vero che ci sono i cambiamenti climatici, ma gli interventi, se si fanno, fa sì che l'acqua abbia un ricircolo maggiore, di conseguenza più ossigeno nell'acqua, più clorofilla, più fitoplancton, quindi sarebbe importante veramente fare interventi specifici. È da più di 20 anni che non vengono fatti interventi all'interno della sacca. Ma quale sarebbe l'ente che dovrebbe muoversi più di altri, al di là di una burocrazia elefantiaca che abbiamo in Italia? Secondo me non c'è un ente solo, ma tutti gli enti dovrebbero muoversi per far sì che io e i miei colleghi abbiamo una visione sul futuro più serena. Noi nel periodo estivo abbiamo l'ossessione di anossia e di conseguenza, se pensiamo alla produzione della cozza, negli anni 80 si facevano 2 produzioni, si vendeva marzo, aprile, maggio. A giugno si lavoravano le cozze vecchie, le cozze piccole, scusate, e ottobre e novembre si faceva un'altra raccolta. Oggi non è più possibile. Oggi si fanno 2 settimane di caldo e la laguna è in sofferenza. Ecco, allora, al di là di questi problemi tecnici, ne avevamo già parlato anche fuori onda ed effettivamente è una delle cose che bisogna metterci le mani. Però io ti faccio complimenti per questa cosa qua, è un'eccellenza, caspita, che il mondo ci invidia, e io lo risottolineo ancora, l'unico che ci credeva a questo sei stato tu. Per fortuna. È facile adesso. Adesso è un po' più facile, perché ovviamente l'esperienza decennale ha fatto sì di capire come questo mollusco possa lavorare all'interno della nostra splendida laguna. Grazie Alessio, complimenti. Grazie a te. Barbin Massimo, presidente del distretto ittico. In un altro incontro lei era molto preoccupato anche della situazione delle lagune. Qua abbiamo visto delle eccellenze, la costa del Delta, l'Ostica Rosa. Com'è la situazione di queste lagune? Lei che era molto preoccupato 7-8 mesi fa, adesso ancora? Mantengo la mia preoccupazione, sono da una parte combattuto perché abbiamo delle eccellenze che andrebbero ulteriormente valorizzate, perché siamo unici a livello internazionale, siamo i secondi produttori al mondo di vongole, abbiamo delle cozze che sono meravigliose, ma non abbiamo la lungimiranza di capire che è un prodotto che non è inesauribile. Ci dobbiamo preoccupare oggi per il futuro di domani di queste produzioni, tenuto conto che danno da lavorare a oltre 1500 persone solo a Scardovari, 2500 persone tra Scardovari e Rosolina, dove il 50% di questa occupazione è femminile, dove si fa un prodotto di estrema qualità. Però dobbiamo pensare a capire qual è il fenomeno che sta danneggiando le nostre lagune, dobbiamo riprodurle, renderle ancora sane per avere anche nel prossimo decennio e non solo nel breve termine un altrettanto prodotto di qualità. Ecco, Sacca di Scardovari un'eccellenza in assoluto, però abbiamo parlato con l'allevatore dell'Ostica Rosa, è molto preoccupato per 20 anni che mancano degli interventi. Lei a questo come reagisce? Il problema è che noi non possiamo vivere di emergenza, dobbiamo fare degli interventi che devono essere di natura strutturale. Noi non vogliamo ogni volta dover fare manifestazione, alzare il tono della voce per vedere che si ricrei la vivificazione delle lagune, che ci siano gli scavi per mantenere un circolo naturale dell'acqua.
e purtroppo mancano molto spesso le risorse o non si dà il peso e l'importanza che questo settore ha. Io lo dico sempre in pillole, ricordiamoci che il distretto ittico di Rovigo e Chioggia, in un'area di poco più di 50 km, dà da lavorare a circa 8.000 persone, 3.000 imprese, quasi 1 miliardo di euro di fatturato. Ci vuole più consapevolezza e se dobbiamo fare questo, quindi vuol dire che bisogna metterci risorse e avere la giusta attenzione per questo settore, che lo merita tutto.